Corrado Calegari. A presto. Corrado Calegari con noi, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Gazzettino, Silvio, sfida di governo. Oppure, vediamo un altro giornale, il giornale, nuovo predellino, Berlusconi che lancia la sfida. Oppure, cambiamo giornale, Corriere della Sera, Berlusconi-Renzi, duello elettorale su assegni e tasse. Oppure, spostandoci su Repubblica, una legge contro le fake news. Di cosa vuole parlare? Oppure, il Veneto dovrebbe ottenere più autonomia, così dovrebbe essere per referendum. C'è ancora chi vorrebbe fosse uno Stato indipendente? Questo è un argomento più interessante. Va bene, la prima raffica di risposte per accontentarlo, vediamo, l'ho appena postato, vediamo quanti hanno risposto. Stefano, certo, indipendenza. Flavio, autonomia uguale bugia. Flavio, parlare di indipendenza lo trovo fuori luogo, anacronistico. Autonomia sicuramente più costruttivo. Pier Antonio, quali tutti i veneti? È solo che questione di tempo. Alvise, si può essere indipendenti in un'economia globalizzata? Iuri, autonomia è solo un passaggio. Ivano, certo indipendente. Maurizio, assolutamente sì. Voi, chi siete e cosa volete? Diciamo che Renzi, Berlusconi, Di Maio? Renzi, Berlusconi, quando ti ho detto adesso parliamo del Veneto è perché ci pensano già i media nazionali, televisioni, giornali a parlare sempre di Berlusconi, di Renzi, Berlusconi, cercheranno di monopolizzare l'informazione. Mi pare di ricordare, se la memoria non mi gioca un brutto scherzo, abbia avuto un passato in Lega Nord. Sì, dal 2000. Le chiedo di spogliarsi, senza ciò che sia una molestia, dei panni di appartenenza o di credo politico, per dire, adesso vorrei fare l'ho fatto prima col precedente ospite che è di Movimento 5 Stelle. Allora, dei 5 Stelle ho trovato soltanto una pagina, che è pagina 11 del giornale, che mette questo maccheroniano, dato che c'è un piatto in mano, Di Maio. Una volta era la canottiera di Bossi. Oppure, non mi pare bene, oppure da Repubblica c'era questo che vi coinvolge, chi coinvolge la Lega, appunto Illa non ne fa più parte, però magari, e c'è questo, eccoli qua, fake news, legge il PD, contrari Lega e 5 Stelle, con il titolo di apertura, tornando alla prima pagina di Repubblica, M5S Lega, dice Renzi, vi abbiamo sgamati. Di Lega Nord e 5 Stelle sui giornali non c'è altro. È buona informazione? No, assolutamente, assolutamente. Infatti stavo pensando anche al discorso del canone Rai TV, no? Sarebbe interessante fare una proposta di legge dove si toglie l'esclusiva del canone Rai TV alla Rai e si comincia a distribuire tutti i soldi dell'incasso tra tutte le TV private. Zai ha proposto che è una cosa, Zai, è stato il rumore che era Antonio Pappalardo, che non è il generale che propone Berlusconi, che invece parla del generale Galitelli, a me francamente totalmente sconosciuto, che forse guarda di finanza, non solamente il generale Pappalardo, mi ha appena scritto che verrà quanto prima, era questo il rumore che sentivate. A me sembra veramente Zai ha proposto di dirottare una parte del canone Rai sull'informazione privata. Ma sì, perché cioè, praticamente pagando la Rai si pagano i canali di informazione che danno spazio. Ieri praticamente c'era solamente Renzi e Berlusconi e Renzi, qualunque canale giravi parlavano delle convention che hanno fatto uno a Firenze e l'altro a almeno Renzi era un fatto di cronaca oggettivo, perché comunque la Leopoldo numero 8 sì, ma prima c'è la Leopoldo numero 7 e poi ci sono le altre come Pontida,
è di giusto parlarne, c'era il Pontino numero non so quanto, come c'era Leopoldo, adesso so che 8 perché era ieri, è un fatto di cronaca. Magari non venivano fatte 8 pagine di giornale. È un fatto di cronaca. Sì. Francamente Berlusconi che va da Fazio non può essere un fatto di cronaca, certamente le cose che dice le riprendi. Ma ieri hanno mostrato anche l'intervento che ha fatto in diretta alla convention a Milano, dove si è presentato e c'era Sallusti come direttore che lo intervistava, insomma, cioè, comunque lo sappiamo, fa parte purtroppo delle regole del gioco scorrette della politica, si sa già che dovremmo affrontare nella campagna elettorale di marzo questi mostri enormi di informazione taroccata, che è quella appunto del... Dovremmo, lo dice in questo caso, da cittadino o da forza politica che ha intenzione di partecipare? Ma no, io lo dico anche da cittadino, perché poi... E quindi anche da cosa? Anche da cittadino, perché... Ma quindi anche da cosa? Beh, ovviamente il movimento a cui abbiamo dato adesione, la Confederazione del Grande Nord che abbiamo dato adesione una settimana fa, ci porterà... Quante televisioni hanno parlato? Quante? Televisioni hanno parlato? 2. In quante televisioni vi hanno invitato a parlarne? Questa è la prima. Questa è la prima. Io devo dire che io tenni a battesimo all'epoca Veneto Stato, tenni a battesimo all'epoca Indipendenza Veneta, non so se tengo a battesimo un soggetto che nasce da, vogliamo raccontarlo? Beh, nasce indubbiamente da gente che ha fatto politica e che è scesa in campo, come dice il buon Berlusconi, 25-30 anni fa, per affrontare il problema della questione settentrionale, per affrontare il problema del nord, che in questi 30 anni non ha trovato soluzione. È il primo movimento che aveva dato spazio a... È questo? Vediamo, è questo? Rinasce la Speranza, sì, Grande Nord, a cui anche prima il Veneto, che è il movimento politico che io ho fondato e a cui appartengo ancora, ha deciso di dare la propria adesione a questa confederazione, perché sia chiaro è una confederazione. Questa pagina quante emittenti l'hanno mostrata? Facciamola rivedere. In quanti schermi televisivi l'ha vista prima di oggi? Nessuna. Allora, sono scemo io che lo faccio? Diciamo che io ti conosco da tantissimi anni e ogni volta che mi inviti vengo volentieri, perché questa l'ho sempre considerata una trasmissione libera e che gira a 360 gradi, è una cosa che io penso tutti ti debbano riconoscere. E questo titolo che faccio vedere, c'è del vero? Diciamo che Bossi, che è una figura politica che ha avuto sempre delle intuizioni diciamo a lunga gittata, vede il discorso del Grande Nord come uno spazio libero che Salvini ha fatto in questo momento qua, togliendo il Nord dal simbolo, e in politica insegnano tutti che quando uno spazio resta libero c'è chi lo va a occupare. Noi sicuramente andremo ad occupare quell'area politica. Attenzione, io sto parlando con un veneto e ho citato movimenti veneti, poi leggo, e qui mi è scomparso, che c'è la stessa sigla anche in Lombardia. Sì, perché la Confederazione del Grande Nord parte dal Piemonte e arriva fino al Veneto, passando per l'Emilia Romagna, la Lombardia e anche il Friuli. Di fatto tutte quelle persone che 25-30 anni fa credevano nel progetto. E lo trovate, lo facciamo vedere, lo trovate anche su Facebook, perché c'è la pagina su Facebook. Lo dico per, anche un mi piace. Allora tutta gente come il sottoscritto e come altri che hanno speso 20 e 30 anni della propria vita, della propria anche gioventù, perché adesso comincio anch'io ad avere una certa età, vede in questo simbolo la speranza di un rilancio politico delle questioni settentrionali, cioè che di fatto noi ci vogliamo porre come 30 anni fa come sindacato politico del Nord, perché ormai non c'è più nessuno che lo difende. Io sono uscito anni fa dal movimento politico a cui appartenevo, in contrasto con l'allora segretario. Siete anti-Salvini? Vediamolo insieme.
Ma non è che siamo anti-Salvini, Salvini ormai ha preso una strada che non è quella che ci ha portato a noi a fare politica 25-30 anni fa, lui va in cerca di altre soluzioni che non sono quelle che auspichiamo noi, lui va a risolvere i problemi della politica. Buongiorno, ci vediamo dove ci porta il telefono, buongiorno. Buongiorno e benvenuto Grande Nord. Allora, io sono una di quelle che ha avuto come prima tessera di partito quella della Lega Nord. Non ho mai avuto tessere e ho 80 anni, quindi voglio dire che per una vita sono stata senza tessera. Ho creduto perché ho visto la parolina Nord, perché da quando ho l'età dell'uso della ragione io ho sentito parlare Cassa del Mezzogiorno, Ministeri per l'integrazione e patapam patapam. Mi sono stufata e ripeto, quando ho visto scritto la parola Nord ho avuto la tessera, non l'ho rinnovata perché Salvini ha tradito questo progetto andando in Sicilia a scattare qualche picciotto. Ecco, per quanto riguarda il canone RAI, sono pienamente d'accordo, infatti che non ho mai pagato il canone RAI, sono costretta adesso perché è nella bolletta della luce. E dico che tanti anni fa, quando la Lega cavalcava questo discorso, io per molti cittadini del mio paese avrò fatto un 200 disdette, perché allora bisognava compilare la cartolina del libretto, compilare un vaglio di 10.000 lire, compilare la raccomandata, e al nord molte persone che hanno i cagli sulla mano non andava, oppure non riusciva a fare tutto il percorso. Io l'ho fatto gratuitamente proprio per il Grande Nord. Ultimamente mi sento tradita, stamattina vedo volentieri questo signore che ha riproposto la parola Nord. Grazie e avanti così. No, con queste immagini di cos'è Grande Nord lo trovate su... vogliamo essere proprio la speranza di questa gente che ha telefonato. Grandenord.org, noit.com, ma grandenord.org, ma fate la classica googolata scrivendo Grande Nord, il sito vi compare, su queste immagini in linea della regia. Garantiti. Gazzettino, pagina nord-est, Pierpaolo Baretta, già nostro ospite, sottosegretario, che tornerà a parlarci anche della legge di bilancio che è in corso di approvazione, che è in commissione credo da oggi, e che dice autonomia intesa prima del voto. Il sottosegretario, la volontà del governo di negoziare entro la legislatura c'è, ma bisogna essere in due. I 9 da Civiltà, in realtà siamo già ad 8 decimi. Il Veneto versa 77 miliardi di euro e ne riceve indietro circa 60. Sì, allora, se Baretta dice questo, speriamo sia vero. Baretta è persona seria. Persona seria, però dobbiamo anche guardare un po' quelli che sono i tempi. Se si va a elezioni a marzo, solitamente le Camere vengono sciolte 3 mesi prima delle elezioni, quanto tempo è che resta? Ma voi come Grande Nord puntate a, ripeto, la Lombardia ha votato un referendum anche se diverso da quello veneto, puntate sull'autonomia di cui parla questo titolo o forse in quelli che erano e che me frega di quello che gli frega lui, che me frega me della mia domanda? Telefonate, sì, buongiorno. Buongiorno a tutti e due, sono Anna da Venezia. Buongiorno. Sono Corrado, che siamo stati militanti molti anni fa. No, sì, molti anni fa, ieri. Quando avevamo 25 anni, ieri eravamo tutti quanti. Non so se Corrado si ricorda, va bene. Anna da Marghera? Anna da Marghera? No, Venezia venivo sempre a Marghera perché eravamo là e poi venivo in via. Vi siete riconosciuti? Via Piave, no, va bene. Comunque vedi Corrado, qui è uno smembramento perché uno si fa, Moro era Veneto
Stato, cosa era, adesso passa Forza Italia, poi c'è Caon, poi c'è Morosin e poi c'è quell'altro, e poi così si smembra la Lega, è quello che vogliono, il gioco che fanno loro. Anch'io per anni non ho votato per colpa di Bossi, sai, ma non ho votato nessun altro, perché per noi la Lega è sempre la Lega, hai capito? E così mi sembra una cosa che poi non prendete voti nessuno e si smembra un partito e così dopo ne godono gli altri. Hai capito com'è il discorso? Vediamo la Catalogna come va a finire, vedi, i poteri forti sono molto più forti di noi. Catalogna che è scomparsa dai giornali, non c'è più. La Catalogna ormai non esiste più come territorio, non c'è più. Mi scusi, i veneti sono un po' deboli anche di carattere, non andiamo giù a far baraonda, dovremmo tirar fuori i denti, noi siamo così fatti. Capito? Cerca di pensarci bene comunque. Vi saluto. D'accordo, ciao. Sì, questa era una che, come si può dire, una leghista della prima ora, quella che si era avvicinata al movimento quando ci si batteva per il territorio. Ovviamente noi abbiamo fatto la scelta del Grande Nord perché altri movimenti hanno abbandonato quelle che erano le battaglie territoriali e noi siamo intenzionati a riprendere quello che era la nostra e volete mettere questo simbolo nella scheda elettorale? Sì, saremo presenti in Piemonte e Lombardia. No, assolutamente noi non abbiamo niente a che fare con la Sicilia, quindi noi ci presenteremo in Piemonte Lombardia, Veneto, dove siamo in grado di poterci presentare. Per ora io so Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, questi sono... La Toscana potrebbe starci o no? Se ci no, come concetto, cioè. Ma io ritengo di no, comunque... È Centro Italia? È Centro Italia. No, la Liguria? No, la Liguria sì, a parte... Ci sarete? Non lo so, cioè, dipende dove avevo la forza. Ma la Liguria, io ti dico, sicuramente la Liguria è al di sotto delle Alpi. Allora no, adesso non scherziamo su questi argomenti qua. Noi saremo presenti sicuramente in Piemonte, Lombardia e Veneto, ci stiamo attrezzando per essere in Emilia Romagna e anche in Friuli. Con quale ambizione? Con l'ambizione di cercare di rappresentare il territorio, fare come fanno i parlamentari della Sud Tirolo Volkspartei che vanno giù in due e riescono a ottenere tanto per il loro territorio, cosa che non siamo riusciti a fare quando... Indipendentisti? Allora, l'autonomia è un percorso che può essere utile per portare all'indipendenza. Noi siamo indipendentisti. Questo sia chiaro, però l'autonomia è un passaggio importante. La signora citava la Catalogna, la Catalogna è passata per l'autonomia per arrivare all'indipendenza. Non c'è arrivata. Ma non lo sappiamo ancora perché adesso il 21 di dicembre avranno le elezioni, vedremo se ci sarà vedremo se ci sarà di nuovo una maggioranza assoluta per gli indipendentisti catalani. Voi veneti indipendentisti vorreste un Veneto che sia stato, corretto? Certo. I lombardi cosa vogliono? I lombardi vogliono una Lombardia indipendente anche loro. Vorrebbero la Lombardia Stato? Certo, tu ti puoi anche confederare nell'autonomia. No, prendiamo anche il discorso. Alta raffica di risposte su questa domanda, che mi sembra sia rappresentativa del momento, è corretta? Sì. Lei direbbe? La sua risposta sarebbe? Io sono per l'indipendenza, non sono per l'autonomia. Allora, vediamo, Tiziana, Stato indipendente no, ma più autonomia finanziaria sì. Paola, più autonomia finanziaria, la cosa più importante, Stato indipendente, non mi dispiacerebbe. Maria Stella, ottenere autonomia con Luca Zaia abbiamo una speranza, indipendenza è ancora un'utopia. Mirko, per l'indipendenza, Lucio, sì, c'è ancora chi se lo auspica, ma non nella classe politica, cioè la classe politica non ci crederebbe più o non lo vorrebbe più? Per quanto riguarda l'indipendenza è indubbio che tutti i partiti che attualmente sono presenti nel territorio del nord sicuramente non sono per l'indipendenza, forse qualcuno è per l'autonomia, altri addirittura no. Noi, ripeto, siamo indipendentisti. Consideriamo comunque l'autonomia un raggiungimento di un obiettivo importante che serve dopo per raggiungere quella che è la meta finale. Ma chiamatemi, dice Claudio, serenissimo, italiani, veneti o padani, importa solo che si paghi meno tasse, se poi la regione spende tutto di più non ne usciremo mai. Mi sembra un po'... Bernardino, il Veneto ha diritto di avere le 23 competenze e i relativi contributi per la sua storia millenaria. Altre regioni hanno questa specificità non avendo, ripeto, una lunga storia, la Repubblica serenissima. Roberto, indipendenza è un percorso che nasce
dalla consapevolezza del proprio essere, umano sopra ogni cosa, appartenente ad uno Stato che ne identifica cultura e struttura sociale organizzata secondo criteri specifici. La storia dei Veneti abbatte le barriere giuridiche. È più semplice per noi tornare indipendenti che diventare qualcos'altro. Viva San Marco! Maria Stella, ottenere l'autonomia, Luca Zaia per una speranza, e Enrico Voltan, io sono per l'indipendenza. Ecco, e ribadisco ancora, Grande Nord vuole essere una speranza per molti di questi ascoltatori che hanno scritto questi messaggi nella tua pagina. Al di là e ce ne sono tantissimi, magari non saremo la maggioranza, ma ce ne sono tanti. Ecco, perché un progetto autonomo, chiaramente dovrebbe essere la maggioranza assoluta di un territorio. Certo. Nel frattempo l'autonomia comunque è una qualche risposta sicuramente sì, anche perché noi il referendum, quello dell'autonomia, l'abbiamo appoggiato, l'abbiamo sostenuto, siamo anche scesi in piazza con gazebo, volantinaggi, porta a porta, dialoghi con la gente, e anche nelle tribune dove ci hanno invitato l'abbiamo sostenuto. Non siamo tanto io non sono tanto fiducioso su questo, perché Roma l'ho toccata con mano nel periodo in cui sono stato giù come parlamentare nella legislatura dove il presidente era Berlusconi. Eravamo andati giù per trattare sul federalismo fiscale, fatalità 2 mesi prima dell'attuazione dei decreti del federalismo fiscale è stato fatto saltare il governo con Fini, che dopo è tutta la storia lì. E quindi è chiaro che da parte dello Stato centrale non c'è assolutamente intenzione. Lei deve tacere, è logorroico. Sono logorroico, bisogna battere sul tasto e non dimenticarsi. Se non sono nessuno, mi dicono che mi molesti, ma tra 20 anni, Fioravanti mi poggiò una mano sul braccio, era molestia, tra 20 anni denuncia. Telefonate, buongiorno. Buongiorno, ciao Fabio, Roberto Cavallini. Buongiorno, che si appresta a inaugurare un locale su Cima Grappa. Certo, al Forcelletto. Ma io ho detto il nome, non serviva anche il nome. Mi dica, caro Roberto. No, stavo seguendo la trasmissione ogni tanto quando mi capita e sto vedendo che stanno facendo... Roberto, non ci sente nessuno. Sì. Tu non devi dire quando mi capita. Io come ogni mattina non posso perdermi questo appuntamento. Prova a ripetere? Ogni mattina seguo Fabio Fioravanti. Perché non posso perdermelo? Non posso perderlo. Altrimenti la giornata non avrebbe senso. Non sarebbe una buona giornata. Bravo. Grazie mille. No, scherzate, Roberto, da ristoratore la notte spesso fa tardi tra cucinare, riordinare la cucina, pulire, quindi è già bravo se qualche mattina fa. Prego Roberto. No, niente, stavo vedendo adesso che come al solito vengono fuori altri partitini ancora, si continuano ad andare avanti i partitini. Io vorrei chiedere al signore se sa della legge 212, se sa dell'881, cioè visto che parla di indipendenza, cioè andiamo a chiedere all'Italia di fondare un altro partitino, che dopo come al solito vanno a finire che tutti quanti vanno giù a Roma e appoggiano il culo. Ma se abbiamo la possibilità già adesso di essere indipendenti, e nessuno vuol dirlo, nessuno vuol farlo sapere, perché è la legge, ci sono le leggi e io mi sto battendo per questo, perché la gente non parla della legge 212, quello che è stato abrogato il nostro trattato con l'Italia, che è dal 2010 che noi siamo liberi. Giuridicamente è riconosciuto questo, perché io ho fatto già le prove, siamo riconosciuti a livello giuridico, lo Stato Italia con noi non ha più niente a che fare. Noi in questo momento siamo una colonia e noi ci stiamo decolonizzando. Scusa, legge 212 di quando? Legge 212 del 13 dicembre 2010. Se tu vai dentro sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italia la troverai. 13 dicembre del 2010, certo. 7 anni fa. Gazzetta Ufficiale dello Stato Italia, abrogazione del Regio Decreto 3300 trasformato in legge, adesso non mi ricordo più. Ecco, guarda, la facciamo vedere. E tu sostieni che in base a questa legge... No, io. Ci sono dei giuristi,
Non è che sono io che lo dico, è l'Italia stessa che lo dice, è stata cancellata, avevano tempo un anno per rimetterla in piedi, non l'hanno più fatto, e questa è legge, ma è legge italiana questa. E poi se vogliamo andare a applicare la 881 dove ci danno, come si dice, la legge 881 praticamente è l'autodeterminazione dei popoli, visto che noi siamo riconosciuti come popolo, abbiamo l'autodeterminazione per chiedere la nostra indipendenza, è tutto quanto questo, ma nessuno ne parla, perché? Perché convengono fare i partitini che poi si spartiscono i soldi come sempre e noi paghiamo, capito? Questo è il punto, non riescono a fare le cose fatte bene, tutti quanti. D'accordo, Alberto, 833 07 08 09, mi sa che siamo fuori tempo massimo, do la linea alla regia, poi rispondiamo dopo. Sì, sì. Si impegna a studiare la legge che mi suggeriva il nostro... Senz'altro, però potrò reinvitarla a dare risposte... L'unica cosa che volevo dire non è il fatto di creare dei piccoli partitini, perché tutti i partiti quando nascono sono piccoli, dopo bisogna vedere se hanno la capacità di farsi comprendere dalla gente. Se certe tematiche in questo momento qua non vengono più portate avanti da nessuno, è giusto che qualcuno si metta in gioco e provi a farlo. Non è vero che tutti i partiti vanno a mangiare i soldi, spartiscono i soldi, perché io dico che dal 2013, da quando abbiamo fondato prima il Veneto, che adesso sta confluendo all'interno del Grande Nord, l'abbiamo portato avanti di tasca propria. Leggo l'ex sindaco di Castellavazzo, Franco Rocon, penso sia lui, che fu consigliere regionale della Lega Nord. Trovo Francesca Martini, che credo sia la veronese, già sottosegretaria alla sanità. È assessore alla sanità, qua è sottosegretaria. Sì. Poi non so quali altri, Luca Zano Cantarutti, che era presidente di Indipendenza Veneta, se non sbaglio, per quelli che conosco io. Sì, sì. Non la vedo tra i fondatori. No, perché non abbiamo partecipato alla fondazione. Telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace ripetermi chi è il suo ospite che non Corrado Callegari, che rappresenta un movimento che si chiama Prima il Veneto e che aderisce a Grande Nord. Con Salvini allora? No. È qualcosa che sta con Salvini? No, noi non siamo Lega Nord. No, noi non siamo Lega, perché adesso non si chiama più Lega Nord, si chiama Lega. Sono alternativi, tra virgolette, a Salvini, si propongono come alternativa. Vuol dire qualcosa? Come dicevamo, appunto, aprivo il battesimo di questo movimento che, secondo alcune media, tenta Berlusconi, perché sarebbe forse più vicino, rivediamo il titolo, alla Lega Nord di allora di quanto non lo sia la Lega salviniana di oggi. Diciamo che, ripeto, Bossi... Vi piacerebbe averlo con voi? Come? Vi piacerebbe averlo con voi? Bossi sicuramente è una figura che la storia... Vi piacerebbe averlo con voi? Ovviamente io sono molto affezionato. La domanda è, vi piacerebbe averlo con voi? C'è un sì o un no? Se lui venisse ovviamente sì. Penso vi piacerebbe? Farebbe piacere a tutti. Giancarlo Pagliarini, vi piacerebbe averlo con voi? Carlo Pagliarini è una figura, anche quella è una figura importante, io ho avuto tanti... Vi piacerebbe averlo con voi? Dipende la motivazione per cui viene con noi. Lei li ha conosciuti, parla come figure, vi piacerebbe averlo con voi? Sicuramente Pagliarini è una figura di spessore per quanto riguarda l'economia. Non so se ci sia già Comencini. Comencini in questo momento qua è impegnato altrove con la regione, con Luca Zaia, quindi non vedo possibilità di contatto con noi. Sto pensando a chi del Rocchetta?
Rocchetta è una figura che... Vi piacerebbe averlo con voi? Ma non è che mi piacerebbe, cioè, chi vuole dalla zona che noi andiamo alla ricerca... Se le chiedo, Renzi, vi piacerebbe averlo con voi? Forse mi rispondi no. Ma Renzi non ha nessun motivo per essere con noi. Faccio per assurdo, vi piacerebbe averlo con voi? No, perché anche Salvini fa una politica che noi non condividiamo e quindi non vedo per cui dovrebbe far piacere averlo con noi. No, per questo sto citando delle persone... Bossi è una figura che ha sempre parlato di indipendenza del nord, quindi sicuramente è una figura che può avere delle cose in comune con noi. E quindi dal mio punto di vista cercavo delle figure di riferimento a volte cerchiamo sempre delle figure, magari ma le figure di riferimento può essere anche un cittadino, ma chi ha Vegato è una figura anche lui che ha fatto politica per l'indipendenza, per l'autonomia, è libero di poter aderire al grande nord, cioè tutti sono liberi di aderire a questa considerazione. Renzi, anche Berlusconi, anche Salvini. Ovviamente devono condividere quelle che sono le prerogative del nostro movimento. In chi ha Vegato ci starebbe? In chi ha Vegato sicuramente. In Comincini no. Non è che il Comincini in questo momento qua è impegnato su altre cose. Mi sembra che anche il movimento di Cantarutti in questo momento sostenga Zaia. Adesso o no, sbaglio? Certo, però ripeto, Cantarutti sostiene il movimento Zaia e può darsi che vada anche in contrasto con quelli che sono gli indirizzi del Grande Nord. Se avrebbe ancora senso parlare di uno Stato veneto indipendente, nonostante appunto il referendum che anche loro hanno sostenuto dovrebbe portare più autonomia. Luca, dopo aver votato è cambiato qualcosa? Beh, è un po' presto, oggettivamente è presto, non si può giudicare da adesso gli effetti del referendum. Giampaolo, Stato indipendente, per Anna Maria certamente. Gianfranco, Stato indipendente e sovrano, ma se nel 1866 Stati casati sovrani hanno imposto il plebiscito del passaggio d'Italia, ora che l'Europa è democratica, perché non possiamo votare con lo stesso quesito? Vuoi far parte d'Italia sì o no? Perché la Costituzione... Ecco, se posso dire una cosa sul referendum sull'autonomia, io mi sarei comunque aspettato che dopo il risultato del 22 la regione Veneto fosse già stata pronta e il 23 fosse scesa giù a Roma per trattare, invece è passato più di un mese. Purtroppo la tua giornale c'è stato un lutto che ha impedito la tua giornale, quello è un fatto però io mi sarei aspettato che dopo il 23 ha detto vogliamo 23 deleghe. Bisogna iniziare subito, adesso quell'altro dice prima del governo, poi magari il governo viene chiuso perché si va ad elezioni e la trattativa andrà dopo Romano, avanti il con quello Veneto, successivo. prima cosa dovrebbe cambiare governanti. Maria Stella parla dell'autonomia, la spera con Luca Zaia. Beniamino, solo l'indipendenza ci salva. Mario, indipendenza appunto. Rossella, l'indipendenza non è contemplata nella nostra Costituzione, quindi la vedo dura. La speranza nelle 23 competenze. Davide chiede indipendenza. Devo dire sempre che quando posso che avere piacere di vedere questi messaggi che arrivano, ovviamente perché mi fa sentire meno solo. Devo dire che io una volta, non è che valgono, però alla domanda se il pubblico preferisse indipendenza o autonomia, ho fatto i conti della percentuale, quanti per l'indipendenza, quanti per l'autonomia. Secondo lei quanti per l'indipendenza su 100? Ed erano centinaia e centinaia i messaggi, quindi in realtà qualcosa varrebbe. Ma bisognerebbe fare un'indagine statistica. Verbale quello che vale, non sto pretendendo di avere... Sicuramente penso che... Io non cerco il campione, ma mi risponde chi risponde. Io penso che o perlomeno un 10-15% di veneti sarebbero favorevoli di brutto all'indipendenza. Allora io devo dire che per quello che valgono, un test fatto su Facebook, il 78% ha detto indipendenza. Dopo però bisogna vedere soltanto il 22 ha detto autonomia. Perché bisogna vedere però il campione, l'ho detto, non è che sia un campione che io pretendo abbia valore statistico. Dico, no, non mi sarei aspettato, è chiaro che magari chi è per l'indipendenza è più stimolato a scrivere. Certo. Però non mi sarei aspettato di trovare il 78% che la pensasse, poi c'è questa volta tipo come lei o quando è venuto il nostro ospite Lucio Chiavegato. Non me lo sarei aspettato onestamente, di trovare una così alta percentuale di... Io mi tengo sempre basso perché politicamente a volte
si pensava un risultato, poi ne è venuto fuori spesso. Quindi diciamo che un 15% di indipendentisti DOC sarebbe già un buon punto di partenza. Allora, Federico, dobbiamo essere realisti e chiederci, il Veneto otterrà mai maggiore autonomia da Roma? Ma io spero di sì. Lui dice no, per assurdo è più semplice ottenere l'indipendenza, insomma, è il contrario, è più facile ottenere autonomia che indipendenza. Ma io invece, proprio per l'esperienza romana che ho avuto, non sono assolutamente convinto che ci daranno autonomia, ma per un semplice motivo. Indipendente, Riccardo, si guarda la gazzetta ufficiale del 212-2010, ecco, vedi, la stessa che citava Cavasini, è stato abrogato immediatamente il regio decreto e la legge con cui dichiarava che le province venete e quelle di Mantova fanno parte del regno. Allora, autonomia vorrebbe dire lasciare più risorse economiche al Veneto. Se il Veneto lascia giù a Roma 20 miliardi, perché questi 20 miliardi di tasse che non tornano nel Veneto devono essere distribuite in altre sedi, è difficile che le altre sedi che per 40 anni sono state abituate a ricevere quanta gente sta scrivendo Paola, solo l'indipendenza può salvarci, Elisa sì, Michele ci vorrà ancora il tempo, ma la meta finale è l'indipendenza. Telefonata, pubblicità, chiedo scusa. Roberto e Bernardino, sto parlando con voi. Sto parlando con Roberto Poli e Bernardino Gasparini. A me gli occhi. Dammi a 4, dammi a 3. Io voglio sentire almeno una volta la vostra voce. Intanto hanno scritto Roberto, non c'è speranza. Seguendo un percorso come il suo ospite propone, comprendo la buona fede, ma nei fatti siamo già indipendenti. Questioni giuridiche occulte ai più stanno dando ragione a chi si è autodeterminato. L'Italia è fallita, non c'è speranza, indipendenza subito. Bernardino Calegari non ha ancora capito che senza l'unità dei Veneti rischiamo di scomparire, altro che indipendenza. Ripartire a zero con un partitino che aveva forse l'1-2% e l'unità non coprire spazi lasciati vuoti, così arriveremo alla libertà. Ma diciamo che non è che sia un partitino, è una confederazione a cui possono dare l'adesione tutti i movimenti, anche quelli indipendentisti che vengono citati dal signore. Infatti come gruppi veneti per ora abbiamo dato l'adesione noi di prima il Veneto, ci sono quelli di Veneto Stato e speriamo che arrivino anche altri, questa è la questione. Ci siamo tolti noi il vestitino di piccolo partito che era prima il Veneto per entrare in un agglomerato più grande. Siccome io non sono abituato, a me fa piacere ospitarvi, vi inviterò di nuovo perché credo che sia giusto dare voce a tutti, non prima come ho visto, vedere che su un pacco di giornali così c'è un foglio sui 5 Stelle, 0 sulla Lega Nord, 0 su la Meloni, quasi niente su MDP. Per me questa non è la democrazia, la democrazia è che ci sia un po' di tutto. Non il pastone per forza che ogni volta devi mettere, però insomma mi sembra che l'assenza totale non sia. Bernardino dice ma farete l'1-2%, candidarsi, bisogna fare il 3 nazionale, presentandosi in Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli, Liguria, anche a fare un buon risultato, a fare il 3% nazionale è quasi impossibile. Ma allora se non c'è nessun partito nazionale che ci rappresenta, è ovvio che ci si tira sulle maniche e si cerca di fare qualcosa. Io non sono uno passivo che resta dietro una scrivania, sono 20-30 anni che mi dedico alle battaglie del Nord, prima in un movimento che adesso ha tradito tutte le nostre aspettative e adesso ci siamo trovati, abbiamo deciso di ritirarci sulle maniche e cercare di ripartire. Può darsi che faremo l'1-2%, ma è ovvio che in politica si cerca di raggiungere risultati validi, buoni, grandi, però non sempre, ma se io resto all'1% non è che mi metto a piangere che resto all'1%. Immagino si ricorda quando io qui siamo Antenna 3, io ricordo sempre con grande affetto, con grande gratitudine Giorgio Panto. Vorrei fare una domanda ma non la faccio perché gliela fa un telespettatore. Buongiorno. Buongiorno Dino dell'Alto Vicentino, io sarei quel Bernardino che è Bernardino in diretta. In diretta, autenticamente lui, un attimo che lo trovo fermo là, Bernardino. Eccolo, eccolo qua, che mi è molto leghista direi dalla foto con Luca Zaia.
Io sono un elettore della Lega, sono stato un militante, non ho più la tessera, ma sono e resto un elettore della Lega. Non ha più la tessera? Posso chiedere perché, se posso chiederlo? Prego? Perché non c'è più la tessera? Io ti posso dire, Fabio, il motivo, perché ho avuto dei contrasti nella mia zona con dei leghisti. Ma ai tempi di Tosi o...? No, ai tempi anche di... Ho capito, va bene. Rimane leghista ma senza tessera, d'accordo. Allora, così intanto mentre Moreno mi sta scrivendo, intanto lo vediamo e lo sentiamo appunto Bernardino, che più di una volta gentilmente commenta i miei post e lo leggo in diretta. Dici tutto. Allora, io vorrei dire a Cagliari che c'è poco da fare, non ci possiamo sempre dividere in piccoli rivoli indipendentisti o autonomisti, scusate. Come ho detto nel mio post, noi riusciamo ad arrivare sicuramente all'autonomia, e che è un passaggio sicuramente, perché io sono tanto indipendentista come tanti altri che hanno scritto nei suoi post. Ma non ci possiamo mica dividere sempre, non è una cosa che può dare dei frutti, insomma. Credo che uniti arriviamo a quello che noi abbiamo diritto di avere. Continuando a sbeffeggiarsi, io sono più indipendentista di te, Salvini e la felpetta, va a prendere i voti dai meridionali. Guardi che io frequento all'estate una zona del Salento e molte persone votano noi con Salvini. Io credo che Salvini, se va con la sua scritta, il suo partito, diciamo, ha ragione di andare, anche perché è invitato. Non vedo contrastarci fra i veneti, pretendere di arrivare prima degli altri. Ripeto che un grande nord, una grande famiglia sicuramente, ma prenderà il 2 e il 3%. Che cosa fa quel 2 e il 3%? Cosa ha fatto la Lega Nord con il 3% il governo? D'accordo, ti faccio rispondere, grazie per aver chiamato e avermi fatto sentire la tua voce. Così dimostriamo, chiedo scusa, che i commenti su Facebook non sono fake news, dato che oggi se ne parla tanto, ma sono persone vere, autentiche, che scelgono questo modo di comunicare, ma che poi esistono. Prego. Vorrei innanzitutto ringrazio l'ascoltatore che è intervenuto rispetto ovviamente il suo pensiero, però ovviamente io non sono d'accordo sulla politica che sta attuando Salvini, come a suo tempo in Veneto non condividevo quella di Tosi. Io mi sono avvicinato alla Lega ancora all'inizio degli anni 90 e ho militato per tantissimi anni, ricoprendo anche incarichi. Su quello diceva che poi c'è Bernardino. E quindi cioè, non è che io devo essere obbligato a condividere quello che fa Salvini, non lo sono assolutamente. Poi per quanto riguarda un partitino che fa l'1, il 2, il 3%, voglio ricordare che anche la Lega negli anni che furono ha toccato dei minimi storici, il 3%, il 3,9%, eppure per quello non ha abbandonato di fare politica. A quei tempi però il segretario era Bossi, che era tutta un'altra figura rispetto a quello attuale. Noi riteniamo che non ci sia più nessuno. Ha portato la Lega 15. Noi riteniamo che non ci sia nessun movimento politico che difenda il Nord, che ritorni a parlare della questione settentrionale e delle problematiche catalane del Nord. Non c'è più nessuno. Allora noi abbiamo deciso di costituirci, di raggrupparci, perché non è prima il Veneto solo, c'è Veneto Stato, ci sono N movimenti che in tutto il Nord stanno dando adesione, e non è una questione di dividerci o di cosa. Se qualcuno cambia strada c'è la necessità che qualcuno tenga la barra ferma sul percorso. Il si ricorderà, credo, quando, ripeto, c'era Antena 3, io ricordo con affetto quotidiano Panto quando fondò il Movimento Nord-Est. Sì. Forse lei ricorderà che si candidò, vuole mettere il simbolo anche nelle elezioni politiche, e gli venne spiegato che al Senato poteva anche sperare in un 8% il sbarramento di allora legge elettorale che gli permettesse di fare un senatore. Scusate, superare il quorum alla Camera con il solo veto era impossibile. Quei 100.000 voti, 89.000,
fecero sì che Berlusconi non andò al governo e ci andò invece il centro-sinistra. Se i vostri voti facessero perdere il centrodestra, le dispiacerebbe? Ma io non sono di centrodestra, come non sono neanche di centrosinistra, non sono mai stato. Anche se la Lega, quando io ero nella Lega, si era spostata sulla destra, io non sono né di centrodestra né di centrosinistra. Bersani, Grillo, Berlusconi sono tutti uguali? Per vada a governare Berlusconi, che vada a governare Renzi, che vada a governare Grillo, poco cambia per la questione veneta e per la questione settentrionale. Quindi noi ci presentiamo, prenderemo l'1 il 2%, non è che abbiamo ambizioni di andare a ricoprire posti, careghe o menate del genere, perché non siamo professionisti della politica, tutti quelli che per ora sono all'interno di questo grande nord è tutta gente che ha il suo lavoro e che presta il tempo libero per fare politica. Intanto, questa autonomia di cui dicevamo con Baretta è un buon obiettivo per stare meglio? Ma, bisogna vedere, allora, per stare bene bisogna leggere che cosa è un buon obiettivo, bisogna vedere quanti soldi lo Stato. Io non conosco il referendum l'ha votato. Il referendum l'ho votato. Bene, l'ho votato per chiedere, ma non era nel testo del referendum, non c'era scritto che cosa chiedevamo, si chiedeva più autonomia. L'autonomia è un obiettivo, ok, d'accordo? Per avere più competenze e più soldi da spendere. Governi, centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, con quale, dato che per lei sono indifferenti, secondo lei questa autonomia che si va a trattare ha più possibilità di essere il più ampio possibile? Con quali questi schieramenti al governo? Ma io dubito, perché tutti i movimenti politici che hanno come sede centrale probabilmente Roma è difficile andare a trattare autonomia con nessuno dei tre, va bene? Con nessuno dei tre. Nessuno darà niente? Perché ritengo che siano tutti quanti alla stessa. Tutti daranno, credo che tutti e tre. Guarda, io ho fatto 5 anni giù a Roma, io ho visto quello che gira, non conta il partito politico, conta l'appartenenza geografica. Che sia chiaro. Corrado Collegari, io prometto che Grande Nord, lo potete rivedere, grandenord.org, questo è il sito, potete entrarci e vedere se vi interessa, io prometto che li reinvito, perché mi sembra giusto che voi sappiate che esistono. Grazie per averci seguito, grazie all'ospite. Grazie anche ai telespettatori che ci hanno.